Waiu, bentornati su Real Napoli Football. Ragazzi, siamo in Divisione 5, stiamo scalando le divisioni finalmente, siamo passati dalla 7 alle 5 in pochissimo tempo e in questa puntata cercheremo la prima vittoria in Divisione 5 appunto, perché ci servono 13 punti per arrivare in Divisione 4, sono non pochi ma nemmeno tantissimi ragazzi, ci possiamo provare. Vediamo chiaramente chi sarà il nostro primo avversario. Intanto sono abbastanza emozionato che domani finalmente inizia il campionato e cominciamo col tricolore sul petto. Tra l'altro io ancora devo comprare la maglia, questa cosa è grave, la devo acquistare il prima possibile. Come vedete ormai la mia borraccia è la mia fedele compagna di vita al momento. Roma-Napoli, un derby del sud per cominciare questa divisione 5. Questa prima puntata e questa prima partita all'Olimpico di Roma. Vediamo che cosa accadrà. Berterame, il nostro Zielo che probabilmente rinnoverà, ragazzi, ma quanto sono felice di questa cosa, quanto cazzo sono felice, non potete immaginare. I nostri ragazzi tra l'altro stanno tutti bene, voglio vedere anche un po' i sostituti, stanno tutti bene tranne Gaetano che tra l'altro non è stato convocato, penso partirà in prestito il ragazzo, è proprio un bel giocatore. Intanto qua si parte, Aiù. Roma-Napoli allo Stadio Olimpico, prima partita della Divisione 5, proviamo a prenderci 3 punti da Mourinho. Non sarà sicuramente facile, vediamo il nostro avversario che cosa ne pensa, Washington DC, Birri e G, ma che cazzo, allo Stadio Olimpico di Roma. Si parte ragazzi, si parte. Attenzione, provano a partire forte, Rachmani però prende palla, Lobo, palla verso Zielinski che prova a dare ad Anghissà, anticipato Anghissà, attenzione, Scioghi, Rachmani, cercano di far girare la palla ma intercetta Giannino Di Lorenzo. Un bello scambio tra Lobo e Zielinski. Osimhen vede ancora Zielo, anticipato Zielinski. Osimhen prova ad andare in pressione, niente da fare. Lobotka non riesce a svettare di testa, effettivamente è 1,25 m. Rachmani, Anghissà si allunga la palla, porca puttana maiala, niente. Attenzione, il ragazzo fa girare bene la palla, anche le mie palle come sempre. Lobotka, Anghissà, proviamo a triangolare un po' e poi Zielinski ha provato ad aprire verso Kvaratskhelia e tra l'altro Aiù salterà la prima col Frosinone, porca troia. Lozano, Zielinski, bella azione, si va dall'altro lato per Kvaratskhelia che può crossare in mezzo. Attenzione, creiamo un primo brivido sulla schiena della Roma. Attenzione, Lobotka recupera palla, prova il dribbling ma c'è fallo su Amiro Rachmani di Casemiro e ce la caviamo perché Lobotka aveva proprio perso palla, quindi bene così, avanti Napoli. Lobo, secondo me devo mettere un po' la luminosità della lampada. Lobotka prova ad andare da Anghissà che gliela restituisce e gira verso Rachmani proprio, prova ad allargare verso il Sciuchi che allarga per il capitano, dribbling del capitano, se ne va Di Lorenzo, Lobotka dentro per Lozano, triangolazione pazzesca, arriva verso Zielinski, niente da fare, Kvaratskhelia giro, niente, incredibile, sbattiamo sul muro della difesa, però abbiamo creato un'azione pressoché fantastica ragazzi. Ostigard, grande intercetto di Zielinski che vede Kvaratskhelia che però è nel cazzo di fuorigioco, nel cazzo del fuorigioco. Fammi vedere se aumento, mi rompe un po' il cazzo questa lampada, però possiamo provare a resistere. Tanto la Roma prova a imbastire qualcosa, palla lungo, Meret in 2 tempi la mette giù e rilancia verso Osi che può svettare, viene contrastato bene. Attenzione Ostigard, Lobotka recupera palla e poi sbaglia tutto Lobo, ma Ostigard mette una pezza, il maestro Zielinski, Anghissà, palla per Osimhen che prova a far correre il Ciuchi lanciando in profondità, l'avversario lo anticipa. Attenzione Di Lorenzo, colpo di testa, Osimhen allarga ancora per il Ciuchi Lozano prova il cross dalla 3/4, c'è Kvaratskhelia anticipato dal portiere, Lozano la mette giù, anticipato al difensore
prova a ripartire la Roma, Lozano prova a contrastare, perdiamo palla, attenzione Rachmani, torna da Meret che spazza lungo verso Osimhen che non riesce a trovare palla, Lobo mette giù, Mario Rui, Zielinski, Osimhen non riesce a girare verso Kvaratskhelia. Attenzione Giannino Di Lorenzo in chiusura, alla grande Giannino, grande capitano. Poi Lobo, palla per Anghissa, giriamo verso il Ciuchi Lozano che va in dribbling, grandissimo Ciuchi. Zielinski ha provato a ridargliela ma era un po' stretti effettivamente. Tunnel di Lobo, anche se un po' velleitario, una palla non arriva a nessuno, grandissima chiusura di Ostigard qui. Prova a ripartire subito Zielinski, Osimhen, grandissima giocata verso Kvaratskhelia, dribbling di Kvara, si gira Kvara, ancora dribbling su Arnold, palla per Anghissa, dentro per Lozano che viene contrastato da Fabinho, la palla recuperata da Anghissa, ora per Lozano che non riesce ad arrivare sulla palla, peccato. Rachmani, poi già per il maestro Mario Rui che vede Kvaratskhelia, non riesce a fargli arrivare la palla, sarebbe stata un'apertura importante. Ostigard, palla per Anghissa che appoggia Di Lorenzo che allarga per Lozano, ancora palla per Anghissa, perde palla Anghissa, troppo lento in questo caso, peccato. Attenzione Ostigard, torna da Meret, cerchiamo di non rischiare nulla e Meret rilancia lungo verso Osimhen che svetta e prova ad appoggiare a Kvaratskhelia che però non arriva sulla palla. Lobotka prende palla però, attenzione Zielinski, palla per Anghissa, prova ad andare dentro da Osimhen, fermato Osi, peccato. Kvara recupera palla, attenzione, Kvaratskhelia. Prova il dribbling Kvaratskhelia, vede Mario Rui che crossa di prima, c'è Anghissa! Il miracolo del cazzo di portiere. Miracolo del portiere. È una grande giocata. Kvara, Rui, Anghissa. Prova il nostro solito schema con Lobotka che va da Osimhen che spizza, attenzione c'è Kvaratskhelia! Da calcio d'angolo troviamo il nostro primo gol di questa partita. 1-0, effetto Kvara ragazzi. 1-0 all'Olimpico, 1-0 all'Olimpico, si parte bene. Stiamo giocando bene, anche lui è un avversario abbastanza tosto, ma noi stiamo giocando bene. For the moment, attenzione Di Lorenzo, non riesce a chiudere, adesso sì, e poi perfeziona Anghissa, che non è neanche fallo laterale. Bene così, avanti Napoli, attenzione Rachmani, prova a cambiare tutto, la palla non arriva a Kvara, Ostigard, Mario Rui, Kvaratskhelia che appoggia Osimhen, io non volevo passarla lì, vabbè non fa niente, facciamo una giocata senza senso, Anghissa per Lozano ancora, niente, peccato, era uscita un'azione incredibile. Rachmani finisce il primo tempo ragazzi, 1-0, bella partita, molto movimentata, io siamo immediatamente in vantaggio, partita dinamica però 2 anni e mezzo. Ci siamo. Loro sostituiscono qualcuno, fuori Anderson Lopez, dentro Pempé, chissà perché non ha giocato all'inizio. Mario Rui, attenzione Kvaratskhelia, provano ad andare subito molto aggressivi, attenzione Mario Rui deve chiudere, chiude Mario Rui, Rachmani rilancia, Pempé era neguato Osimhen, attenzione Zielinski, prova a far partire Kvaratskhelia che prova ad andare da Osimhen, Osimhen dentro per Zielu, ancora Zielinski, cross, c'è Anghissa che l'appoggia in porta. Frank Zambo, Anghissa, contropiede da manuale, azione corale, pazzesca, e colpiamo la Roma quando provava ad essere subito aggressiva. 2-0 di Zambo Anghissa. Grandissimo gol di Zambo. Colpiamo ancora in contropiede. Lobo, Mario Rui, Zielinski, Anghissa, Osimhen, palla ancora per Zielu, troppo lunga, peccato. Anghissa prova ad andare all'esterno da Kvaratskhelia che fa correre Mario Rui, pazzesca giocata, Mario Rui prova il cross, c'è Osimhen, la palla passa e scorre fino dall'altro lato, purtroppo, grandissima giocata però, è stata anche in questo caso una bella azione. Anghissa
provano il lancio lungo, Lobo a contrasto, Rachmani non riesce a contrastare Pempe, non deve mollare, Mario Rui deve chiudere su Berterame, come cazzo si chiama, e poi la palla non arriva a Zielo, attenzione, palla per Pempe, gol di Pempe che accorcia le distanze. Abbiamo fatto un errore, raga, un solo cazzo di errore in difesa e loro col primo tiro di merda segnano e accorciano le distanze. Dobbiamo stare attenti, raga, attenti. Mario Rui, Zielinski, Lobotka, Ostigard, proviamo a far girare la palla. Rachmani di Lorenzo, perde palla Giannino. Attenzione Anghissà, ancora contropiede della Roma, attenzione, la partita è incredibile fino ad ora comunque. Meret ci mette le mani e rilancia verso Osimhen che non riesce a rilanciare. Zielinski, grandissima palla intercettata e poi va da Kvaratskhelia che viene anticipato, ma guadagniamo fallo laterale fortunatamente. E andiamo da Mario Rui che prova a girare subito verso Anghissà che di testa appoggia Di Lorenzo che riesce a far arrivare la palla a Ciuchi Lozano che la perde contro Nuno Mendes. Attenzione, il Ciuchi caparbio recupera palla, incredibile, Lozano il cross, non arriva il cross perché Fabinho prende la palla. Attenzione, palla ancora a Lozano che cross, attenzione verso Osimhen, Mario Rui, Lobo prova il tiro dalla distanza, calcio d'angolo dopo un po' di confusione. Guadagniamo calcio d'angolo, proviamo a spaventarli un po'. Attenzione, Lobotka prova ad andare da Osimhen, niente da fare, c'è Zielinski e ha provato tardi a tirare, porca puttana. Rachmani si mangia Pempe, Anghissà, Mario Rui, Zielinski ha provato ad andare da Kvaratskhelia, niente da fare, Anghissà recupera palla e vede Kvaratskhelia, grandissima visione di gioco di Zambo, Kvara cross di esterno, palla ancora parata, ancora Kvara, ancora Anghissà che prova il tiro, pazzesco, gol di Anghissà ragazzi, pazzesco gol di Anghissà, che con una volée, come si suol dire, con una volée mette il punteggio sul 3-1. Tra l'altro possiamo provare a fare qualche piccola sostituzione. Attenzione Ostigard che ora palla per Zielinski, Lobo, Anghissà dentro per Osimhen che non riesce a far girare la palla. Attenzione Rachmani su Pempe, fantastico, e poi Zielinski prova a far correre Kvaratskhelia che dribbla, grandissimo Kvaratskhelia che se ne va. Kvara, si è fermato Mario Rui, perché ragazzi? Perché gliela volevo dare. Mario, vai! Attenzione, la palla arriva ad Osimhen! 4-1 e qua ringraziamo sentitamente l'avversario. Lo ringraziamo perché ci ha fatto un assist pazzesco. 4-1, segna anche Osi. Proviamo a fare qualche sostituzione a questo punto. Osimhen sta on fire, quindi non lo togliamo assolutamente. Elmas, togliamo un po' Anghissà, anche se sta giocando da Dio, ma lo togliamo un po'. Poi abbiamo Simeone on fire, c'è Lozano, sono tutti forti, togliamo un po' Kvara, lascio Lozano, lo metto a sinistra, tolgo Kvara e metto Politano al posto di Kvaratskhelia, mettiamo un po' in panchina. E Derme se ne è praticamente quasi andato, quindi non facciamo un cazzo. Non posso entrare più nessuno. Ciolito se lo meriterebbe pure, ma Osimhen ha appena segnato ed è on fire, quindi facciamo solo questo paio di sostituzioni. Tolgo Kvara, ragazzi, siamo sul 4-1, me lo posso permettere, il Ciuchi sta giocando bene. Lo sposto a sinistra e vediamo che succede. Attenzione. Comunque è una partita che dobbiamo finire ancora, Rachmani appoggia per Lobotka, palla per Elmas che appoggia per Zielinski che vede Lozano, calcio spettacolo ragazzi, Lozano prova il dribbling, si fa recuperare da Di Lorenzo, Mario Rui, Lozano il cross in mezzo, arriva la palla verso Osimhen, niente da fare, Di Lorenzo appoggia per Politano che la mette subito dentro, stiamo provando ancora a pungere, attenzione Pempe, Mario Rui, grandissimo break di Mario, Zielinski,
Lozano, Rui, la fa correre ancora al Ciuchi Lozano che vede Elmas che la crossa in mezzo, la palla non arriva colpibile a Osimhen. Grande recupero di Elmas che va da Ostigar, palla per Rachmani che va da Giannino Di Lorenzo che appoggia per Politano, però a cambiare tutto, sbaglia un po' però, non proprio un grande cambio di gioco, fallo di Lobo, mancano 7 minuti, 7 minuti ragazzi, e questa prima vittoria importante, e anche una bella vittoria, io stiamo giocando veramente una gran partita. Meret, rilancia lungo verso Osi che può spizzare, non ci riesce. Attenzione, Mario Rui recupera palla e allarga verso il Ciuchi Lozano che dribbla. Attenzione, Lozano va verso Zielo. Volevo andare un po' più lungo, ma niente da fare. Grande palla di Lobo per Politano. Attenzione, Politano prova a girarsi, niente da fare. Lobotka, Elmas, Politano non riesce ancora una volta a girarsi. Ostigar, recuperiamo palla. Mario Rui, largo. Sbaglia Mario Rui qui. Ostigar in fuori posizione, non si sa perché, poi Mario Rui, Lobotka, Zielinski, mangiato da Chavez. Ma Rachmani ancora su Pempe, fantastico, e poi Di Lorenzo prova ad andare lungo, niente da fare. 4 minuti di recupero, partita praticamente in cassaforte ragazzi. Zielinski palla per Osimhen che prova ad allungare verso Lozano che crossa, arriva Elmas di testa, Andrada la para e finisce qui 4-1, grandissimo 4-1 ragazzi. 10 tiri in porta, un tiro subito, li abbiamo distrutti. Bene così ragazzi, prima vittoria conquistata. Partita vinta perché una squadra ha sfruttato meglio dell'altra le fasce laterali.